Noi crediamo che il cinema, anche in Veneto, possa essere motivo di economia, motivo di sviluppo. Credo che la Filcommicio Veneta questo dimostra, la qualità delle nostre sceneggiature al cinema, il nostro paesaggio che può essere una location fenomenale. Beh, per fare questo non puoi avere strutture che non siano adeguate. Abbiamo molte sale cinematografiche in Veneto, anche private e parrocchiali, che non sono più in grado di in qualche modo assorbire la nuova tecnologia. Allora, favorire questo, per favorire poi una maggior partecipazione, un maggior consumo e quindi un rilancio dell'economia, credo sia una bella cosa che si possa fare. È un primo passo, il Consiglio ha avuto su questo un voto unanime, credo che una buona idea che trova il consenso unanime dia all'assessore, in questo caso della cultura, buona soddisfazione per il lavoro che farà. Le cose buone trovano spazio in qualsiasi momento, l'importante è mettere via le cose cattive, la cattiva politica, le spese piccole e inutili, le spese non produttive. Oggi bisogna spendere bene, spendere guardando al futuro, ma soprattutto immaginando che questa produca a sua volta un effetto moltiplicatore. Cioè io spendo delle lire per creare un consenso nella gente, creare quindi economia, sviluppo, crescita. Beh, credo che oggi tutta la politica non possa che pensare al lavoro e alla crescita. Questo è un investimento che darà lavoro, dalla crescita culturale e dalla futura del Veneto.